A Storie di Sport parliamo di triathlon. Siamo qui oggi in compagnia di Alessio Morellato e Dennis Bolzonello, punte di diamante della società pederobese A3 Triathlon di Pederob. Com'è nata la passione di questo sport? Allora, per quanto mi riguarda, la passione è nata dal nostro capitano, dal mio capitano Claudio Bolletta, che con il suo amore per lo sport, così come già mi aveva trasmesso tanto nel nuoto, mi ha travolto nel triathlon nel 2011. Noi nuotavamo insieme nella stessa squadra e dal nuoto un po' un gioco, un duathlon, un aquathlon, qualcosa insieme. È nato il coinvolgimento, mi sono tesserato con la squadra di Claudio, la A3 Triathlon, e da allora, trascinato dalla sua passione, come tutto il resto dei compagni di squadra, e sono stato travolto dal triathlon anch'io. Avete entrambi partecipato a numerose competizioni, anche abbastanza dure a livello proprio fisico. Ecco, qual è stata la soddisfazione più grande proprio a livello sportivo partecipando a questo tipo di competizioni? Allora, il triathlon, anche se è uno sport individuale, è comunque uno sport di squadra e le cose più belle sono le gare a squadra in cui si corre insieme, si parte, si nuota insieme, si fa in bici insieme, ci si aiuta, ci si tira e poi si conclude insieme. E bellissimi sono i campionati italiani di triathlon sprint a squadre, che l'ultimo anno abbiamo fatto a Legnano, dove ci sono bellissime foto in cui si arriva in gruppo, ci si abbraccia ed è questo il triathlon per la 3. Ecco, quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati, anche perché la A3 Triathlon è diventata una società molto importante sia a livello territoriale che a livello nazionale, quindi quali sono gli obiettivi che vi ponete sia a livello personale ma anche a livello proprio di società? Allora, a livello di squadra, negli anni siamo cresciuti tantissimo. Quest'anno abbiamo conquistato per l'ennesimo anno il titolo di campioni regionali del Veneto, conquistando la Coppa Veneto. E a livello nazionale, come diceva prima Dennis, abbiamo gareggiato in parecchie squadre nei campionati italiani di triathlon. Ecco, quest'anno vorremmo provare a scalare la classifica anche della combinata, che a livello nazionale premia le prime 3 squadre che ottengono il maggiore punteggio nel campionato a squadre sia di triathlon che di duathlon. Quindi lo sforzo in più che vorremmo cercare di chiedere e di ottenere è quello di partecipare in massa, così come abbiamo partecipato ai campionati di triathlon, anche in quelli di duathlon. Come squadra siamo un gruppo fantastico, quindi credo che con un po' di parole, un po' di coinvolgimento si riesca ad ottenere facilmente il risultato a livello di squadra.